A maggio torna la deflazione. L'Istat stima che l'indice nazionale dei prezzi al consumo scenda dello 0,2% sia su base mensile sia su base annua. La stima preliminare era meno 0,1%. La flessione è legata prevalentemente alla marcata dinamica dei prezzi dei beni energetici non regolamentati. L'inflazione italiana non era negativa dall'ottobre 2016. Ad aprile il debito pubblico è aumentato di 36 miliardi rispetto al mese precedente e ha raggiunto quota 2.467,1 miliardi. Lo rende noto la Banca d'Italia. Nel dettaglio il debito delle amministrazioni centrali è aumentato di 35,1 miliardi, quello delle amministrazioni locali di 0,8 miliardi e quello degli enti di previdenza di 0,1 miliardi. Sempre ad aprile, le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 24,2 miliardi, in diminuzione del 20,4% rispetto allo stesso mese del 2019. Arriva a Frosinone e Cassino l'alta velocità. Il Frecciarossa unisce le due città del Lazio alle altre principali città italiane senza cambi intermedi, diventando il simbolo del rilancio dell'economia e del settore turistico per il Frosinate e il Cassinate e più in generale per tutto il Lazio. Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Oggi è una giornata importante perché, ripeto, in una delle zone produttive più importanti del paese arriva l'alta velocità italiana ed è parte di un progetto, ripeto, di 18 miliardi di euro di investimenti in opere pubbliche. L'offerta di Trenitalia cresce con un numero di collegamenti congruo alla richiesta di mobilità di questo periodo, tenendo conto della disponibilità di posti al 50%, garantendo il rispetto del distanziamento a bordo treno e della sicurezza delle persone grazie alla distribuzione di un kit gratuito con mascherina, gel igienizzante per mani, guanti in lattice e poggiatesta monouso. Così l'amministratore delegato e direttore generale del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Gianfranco Battisti. Quindi sarà un'opportunità per mettere Frosinone al centro di un asse fondamentale che è il corridoio che parte dalla Scandinavia e arriva fino a Bari. Riaprire in sicurezza la circolazione in Europa e favorire la ripresa del turismo. È questo l'obiettivo di ReOpenEU, una piattaforma web voluta dalla Commissione europea con tutte le informazioni utili per viaggiare e pianificare le prossime vacanze estive. La piattaforma fornirà informazioni in tempo reale su frontiere, mezzi di trasporto disponibili, restrizioni di viaggio, misure di sanità pubblica e di sicurezza, come ad esempio il distanziamento fisico, l'uso delle mascherine, nonché altre informazioni pratiche per i viaggiatori.